Mi sentite? Bene, buongiorno. Buongiorno, tutto bene con voi? Ok? Stiamo qua per adorare il nostro Dio. Ieri con un gruppo dei giovani abbiamo lavorato molto in questo senso di che Dio purifica le nostre labbra per adorare. E Dio vuole un'adorazione pura, consacrata a Lui. E stiamo qua oggi per portare questa adorazione a Lui. E quando arriviamo a questo momento sicuramente portiamo dentro di noi tante situazioni, tante crisi, ma che possiamo iniziare questo culto purificando la nostra bocca, purificando il nostro parlare, la nostra vita, perché questa adorazione possa arrivare alla presenza del Signore. E il Signore desidera questo da noi. Perciò preghiamo. Possiamo parlare con Dio adesso quello che c'è nel nostro cuore, confessare. Parli con Dio. Iniziare un momento di adorazione e portare nel nostro cuore un desiderio, ma anche un cuore puro. Aprire la nostra bocca e dire che Dio è santo. Aprire la nostra bocca e chiedere la sua presenza e ringraziare. Deve venire di una bocca che sia consacrata al Signore. Se c'è qualcosa nella tua vita in questo momento, confessa al Signore e poi dire: Signore, c'è questa area della mia vita che io sia trasformato. Io confesso a te il mio peccato, le mie trasgressioni. Io voglio adorarti in modo integro. Quando noi facciamo questa preghiera, Dio ascolta. E come vediamo nella storia di Isaia, le braccia vengono, i carboni vengono e purifica. Nostro Padre, vogliamo vivere questo culto consacrato a te. Vogliamo, Padre, offrirti questo culto in modo puro, santo per te. Se c'è qualcosa, Padre, oggi che ho bisogno di essere trasformato, parli al mio cuore in modo che la tua parola possa avere l'autorità di trasformare. Vorrei essere simile a te e come tu desideri. Perciò questa offerta, Padre, facciamo nel nome di Gesù. È l'offerta della nostra vita, della mia storia. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Possiamo stare in piedi, possiamo cantare, possiamo adorare il nostro Dio. Possiamo iniziare questo culto cantando, adorando e vivendo questo momento di consacrazione a Lui. Amen, Chiesa? Amen? Amen. Amen. Se non hai ancora salutato la persona alla tua destra, alla tua sinistra, questo è il momento giusto per farlo, che noi in questo momento possiamo uscire dal nostro posto, salutarci. Sono sicura che la persona che è dietro di te, tu hai una settimana che non l'hai salutata oppure non l'hai mai conosciuta. Quindi in questo momento possiamo iniziare a cantare al nostro Signore e avere questo momento di comunità, cantare tutti assieme. Amen. Cantiamo. Cristo sei il mio rifugio, in te io confido. Cristo sei il mio rifugio.
ringraziamo Padre perché noi sappiamo che possiamo avere fiducia in Te, possiamo confidare in Te, Padre. Ti prego che questa mattina Tu ti possa dare la forza per affrontare tutti i nostri giganti. Ti prego che questa mattina Tu possa essere il Re, Padre, delle nostre menti, il Re della nostra vita, che in questo momento possiamo abbassarci e innalzarti, Padre, che questa mattina Tu possa essere innalzato. Ho paura, non voglio arrendermi, di nulla sono degno di quello che hai per me. Con la tua forza, Dio, paura non avrò. So che il debole farai vincitore. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa. Affronterò i giganti con fiducia in te. Il piccolo pastore, tu hai fatto re, la mia vita io consegno a te, Signore, e insieme a te, senza paura, vittorioso sono nel nome del Signore. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa. Affronterò i giganti con fiducia in te. Cantiamo, alzerò la voce, griderò e poi lo loderò, il suo nome solo innalzerò. Gesù, Gesù, alzerò la voce, griderò e poi lo loderò, il suo nome solo innalzerò. Gesù, Gesù, alzerò la voce, griderò e poi lo loderò, il suo nome solo innalzerò. Gesù, alzerò la voce, griderò e poi lo loderò, il suo nome solo innalzerò. Gesù, dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa. Affronterò i giganti con fiducia in te. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa. Affronterò i giganti con fiducia. Solo la Chiesa. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa. Affronterò i giganti con fiducia in te. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa. Affronterò i giganti con fiducia in te. Affronterò i giganti con fiducia in te. Affronterò i giganti con fiducia in te. Amen. Solo da Lui, grazie a Lui e per Lui sono tutte le cose. Solo per Te, Padre, grazie a Te e per Te sono tutte le cose.
il fatto che noi ci svegliamo, il fatto che noi respiriamo, il fatto che noi possiamo parlare, camminare per dare gloria a te, che in questo momento tu possa essere innalzato, che in questo momento noi possiamo avere questo momento di comunione, di fraternanza e cantare insieme gli uni agli altri, Padre, che noi possiamo in questo momento innalzarti insieme, innalzare il tuo nome, Padre.
il Signore, Dio grande, degno è l'agnello, degno è l'agnello, tu sei santo, santo. Sei santo, santo, è il Signore, Dio grande, degno è l'agnello, degno è l'agnello, tu sei santo, santo. Solo tu sei santo, Padre, sopra ogni cosa, sopra la nostra vita, sopra ogni malattia, sopra ogni circostanza, Padre. Tu sei Re, tu sei degno, Padre. Noi ti esaltiamo questa mattina, noi ti ringraziamo per le benedizioni che tu ci dai, Padre. Ti ringraziamo perché qua ci sono cuori disposti a che tu entri, Padre. Qua ci sono cuori disposti, aperti per ricevere la tua parola, Padre. Ti prego di usare il predicatore, Padre, affinché lui possa essere un mezzo che tu userai, Padre. Ti prego che la tua parola possa essere parlata, spiegata, Padre, e che possa essere chiara alle nostre orecchie, che noi possiamo capire il tuo volere nelle nostre vite, Padre. Noi ti ringraziamo immensamente nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Amen, prova. Ok. Degno è l'agnello, abbiamo appena cantato. Amen. In che Dio grande noi, quanto grande è Cristo, quanto meraviglioso. Abbiamo cantato cose meravigliose verso Cristo ed è giusto che noi abbiamo un'opinione così alta di Lui. Mentre preparavo questa predica ho dovuto fare delle ricerche piuttosto approfondite per farla. La cosa che ho realizzato e che ho detto a Gesù è: Gesù, io non ho un'opinione abbastanza alta di te. Non so se vi è mai capitato di fermarvi a leggere la scrittura, a pregare e a guardare Dio e a dire: Dio, io non ti amo abbastanza, io non ti tratto con l'importanza che hai, io non ti tratto come meriti. Ed è molto interessante vedere chi è il nostro Dio, come funziona il nostro Dio. E il tema di oggi è il servizio, ma io partirò piuttosto da lontano. Per farvi una leggera anticipazione, partirò da 1600 anni fa, quindi un po' lontano, per spiegare come deve essere la natura del nostro servizio nella Chiesa e quanto è meravigliosa la vita cristiana. Perché mi sono reso conto, guardando molti video di teologia, sentendo persone parlare di Dio, parlando della Bibbia, che mi mancava un punto centrale, un nodo che radunasse tutto quello che sapevo con Dio. C'ero vicino, ci giravo attorno, ma mi mancava ancora quell'ultimo passo. E quell'ultimo passo l'ho trovato in un video in cui un ragazzo spiegava una vecchia dottrina chiamata l'unione con Cristo.
E tutti i versetti che citerò li conoscete già, i concetti che saranno detti oggi probabilmente già li conoscete, ma io ho trovato di grandissimo arricchimento per la mia vita iniziare a guardare la vita spirituale da questa prospettiva. E quindi io direi da partire dal testo. Il testo base che abbiamo nella lettera ai Filippesi, vi invito ad aprire le vostre Bibbie in Filippesi capitolo 2, se ce l'avete cartacea, se ce l'avete nel telefono. Poi per chi è molto veloce a sfogliare la Bibbia ci sarà un po' di test perché dobbiamo passare da una lettera paolina all'altra. Ma intanto iniziamo qui, nella lettera ai Filippesi, per vedere quello che il Signore ci vuole dire oggi. Filippesi 2 dal versetto 1, in cui l'Apostolo Paolo scrive: «Se dunque v'è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo in un animo, di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parto o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Preghiamo. Padre, Figlio e Spirito Santo, Santa Trinità, io ti prego che tu possa parlare ai nostri cuori oggi. Tu sei un unico Dio, tu sei il nostro Dio. E noi ti ringraziamo, perché Signore tu ci hai salvati, tu ci rendi santi, tu ci redimi e ci chiami a te, Signore. La nostra vita era senza speranza, ma tu hai portato nuova vita dove c'era morte. Noi da soli non possiamo fare nulla, ma Signore, in te noi possiamo fare grandi cose nel tuo nome, Signore. Io ti prego, purifica le mie labbra, apri i nostri cuori, Signore. Ti prego che oggi la tua parola possa essere annunciata. Ti prego che tutti i nostri cuori la possano ricevere come terreni fertili. Impedisci al nemico di togliere questa parola e permetti che questa parola metta radici e dia molto frutto nelle nostre vite. Nel nome di Gesù. Amen. Come dicevo, partiremo da un punto un po' inusuale, perché ho voluto partire dalle basi, diciamo, della nostra fede, la Trinità. La Trinità è un argomento complesso, la metafora che ho usato per convincermi che scrivere questa predica fosse una buona idea è un'operazione chirurgica, no? Immaginate, parlare della Trinità è un po' come fare un'operazione a cuore aperto, giusto? Hai un bisturi in mano, se dici la cosa giusta e fai l'intervento giusto, il taglio giusto, salvi la persona. Se lo fai 1 centimetro più a sinistra o 1 centimetro più a destra, fai gravi danni. Ed è molto interessante vedere che nella storia della Chiesa Gesù è asceso al cielo, gli apostoli hanno iniziato a diffondere il Vangelo e se voi leggete le lettere di Paolo, di Pietro, di Giovanni, di Giacomo, gli apostoli erano ancora vivi che già dovevano sistemare idee sbagliate in giro per tutte le chiese, perché si stava diffondendo il Vangelo, non avevano una Bibbia completa, avevano degli scritti che giravano e quindi giravano tante idee sbagliate. Dopodiché gli apostoli sono morti, la Chiesa è continuata e ha dovuto continuare a combattere idee sbagliate, lontane da quello che la Scrittura insegnava, su Dio, finché non si è arrivati nel 325 d.C. al Concilio di Nicea, in cui sono stati radunati i vescovi, i più grandi dottori della Chiesa, persone che ne sapevano tanto di Dio, in Nicea, e hanno dovuto discutere su chi è Dio, che cosa dicono le Scritture di Dio. E passando alla slide numero 3 possiamo vedere che loro hanno elaborato un concetto che noi conosciamo e che è molto molto complicato. L'immagine è in latino, fa un suo bel effetto in latino, ed è la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Tutti e tre
persone dello stesso Dio. Come vedete l'immagine dice che il Padre è Dio, il Figlio è Dio, lo Spirito Santo è Dio, ma il Padre non è lo Spirito Santo non è il Figlio e il Figlio non è il Padre. È già molto complicato. Hanno discusso per secoli per arrivare a questa formulazione, ma l'idea è che ci sia un solo Dio, perché la Bibbia dice c'è un solo Dio, ma bisognava anche coniugare tutte queste cose che diceva. Gesù dice io e il Padre siamo uno, si parlava dello Spirito Santo anche come Dio e quindi hanno trovato questa formulazione e l'hanno espressa in questo modo. Noi crediamo in un solo Dio in 3 persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Le persone si sono fatte un sacco di idee sbagliate su questo punto. Per cominciare, Dio non è una pizza. So che non pensavate che avesse sentito queste parole, ma Dio non è una pizza, che una fetta è il Padre, una fetta è il Figlio e una fetta è lo Spirito Santo. Non è così Dio. E Dio non è nemmeno come l'acqua liquida, il ghiaccio e il vapore acqueo. No, quella è un'altra eresia. Hanno discusso per anni per sistemare queste cose. Noi sappiamo che c'è un Dio in 3 persone. Facciamo molta fatica a capirlo, ma quello che noi capiamo è che queste 3 persone hanno un legame indissolubile. Per come l'hanno espressa i padri della Chiesa, loro hanno una stessa sostanza, cioè tutti e 3 sono lo stesso unico Dio, tra di loro c'è un'unità d'amore fortissima e penso che lo vediate nelle scritture. Gesù ama o no il Padre? Nel modo in cui si comporta, nel modo in cui lo cerca, nel modo in cui parla di lui e con lui. Ha un amore incredibile per il Padre. Si è sottomesso al Padre ed è andato sulla croce per il Padre. Questo è una prova dell'enorme legame d'unione d'amore che hanno all'interno della Trinità, in quest'unico Dio. E già qua partiamo complicati. La complicazione va avanti perché poi la discussione si è spostata su Gesù. Chi è Gesù? E già nei primi secoli giravano tantissime idee diverse su Gesù. Qualcuno se lo immaginava e diceva, Gesù è uno spirito e appariva corporeo solo perché le persone lo vedevano così, ma lui in realtà era spirito. Alcune persone pensavano che fosse come in alcuni videogiochi, che è il personaggio che si può trasformare. Gesù aveva la sua forma umana, Gesù si trasformava in forma divina, Cristo poi tornava a forma umana Gesù. C'era un po' questa confusione, questa è un'idea sbagliata e quindi per secoli hanno discusso di questo finché nel 451 d.C. si arriva al concilio di Calcedonia. Di nuovo tutti quanti si radunano assieme in questa città e si fanno una domanda molto complessa. Chi è Cristo? E io posso fare la stessa domanda a voi. Chi è Cristo? Ed è molto complicata come domanda, perché noi sappiamo che Gesù Cristo è il nostro Dio. Quindi è molto importante che noi capiamo chi è Dio, perché se ci facciamo un'idea sbagliata di Gesù, iniziamo a venerare un falso Gesù, un falso Vangelo. E Paolo non parla bene di un falso Vangelo, quindi bisogna stare molto attenti. E loro hanno studiato molto a fondo le scritture e hanno formalizzato quest'idea. Gesù Cristo è una persona della Trinità, un'unica persona, che in greco si dice ipostasi. Però questa persona ha dentro di sé 2 nature, una natura divina e una natura umana. Gesù è quell'individuo molto particolare in cui 1 più 1 fa 1. È completamente uomo, 100% un essere umano ed è 100% Dio. Questo per noi è molto complesso, ma la natura divina di Cristo è sempre esistita per tutta la storia. Se leggete in Genesi 1:1, si dice che Dio parlò l'esistenza, disse e si crearono le cose. E qualcuno dice, chi è che viene chiamato la parola nel Vangelo di Giovanni? Gesù. Gesù è la parola attraverso cui il Padre ha creato il mondo. Gesù è sempre esistito, ma la sua natura umana, e qui diventa la parte molto complicata, viene creata. La sua natura umana è stata creata nell'incarnazione. In Maria, ci ricordiamo la storia, l'angelo che arriva da Maria e le dice tu partorirai un figlio. E questo è davvero molto complesso per noi da capire.
e guardavo un video a riguardo di un pastore americano, un pastore battista di nome Gaby Nordlund, che lui l'ha spiegata in questo modo, parlando dell'incarnazione, di Dio che diventa uomo. E lui ha detto che se guardi l'incarnazione in mezzo a tutti i miracoli che Gesù ha fatto, l'incarnazione fa sembrare i miracoli come azioni di tutti i giorni. Di fronte all'incarnazione di Cristo, la resurrezione di Lazzaro sembra come cucinare una pasta asciutta, come bere un bicchiere d'acqua. È sovrannaturale, è una cosa difficile da capire per noi. E quindi i teologi hanno elaborato la definizione di unione ipostatica, cioè queste due nature sono indissolubilmente legate in una sola persona, Gesù Cristo, che è perfettamente uomo ed è perfettamente Dio. E nella slide numero 6 ho riportato, e vorrei leggerlo con voi, quello che i padri della Chiesa hanno scritto a Calcedonia, perché questo è un testo molto, non è biblico naturalmente, ma viene tirato fuori dalla Bibbia, da vari punti della Bibbia, per spiegare chi è Cristo, come funziona Cristo. E loro scrivono: perciò, seguendo i santi padri, cioè quelli che erano venuti prima di loro, incluso Paolo, incluso Pietro, noi tutti di unico accordo insegniamo agli uomini di conoscere uno e lo stesso Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, completo nella divinità e nell'umanità allo stesso tempo, autenticamente Dio e autenticamente uomo, essendo completo di un'anima razionale e di un corpo, di una sostanza con il Padre per quanto riguarda la sua divinità e allo stesso tempo di una sostanza con noi per quanto concerne la sua umanità. Questo tradotto dal greco è: ha una natura umana, come noi, ha una natura divina, come il Padre e lo Spirito Santo. Come noi in tutti gli aspetti, eccetto che nel peccato. Gesù non ha mai peccato. Quanto alla sua divinità, generato dal Padre prima dei tempi. Questo è un modo per dire è sempre esistito. Gesù è sempre esistito, ma per la sua umanità, generato per noi uomini per la nostra salvezza da Maria la Vergine, la portatrice di Dio. Uno e lo stesso Cristo, Figlio, Signore unigenito, riconosciuto in due nature, e qui è molto importante, senza confusione, senza cambiamento, senza divisione, senza separazione. La distinzione tra le nature non è affatto annullata dall'unione, ma piuttosto le caratteristiche di ciascuna natura sono conservate e procedono assieme per formare una persona e una sussistenza, non diviso o separato in due persone, ma uno solo e lo stesso Figlio e unigenito Dio la parola, Signore Gesù Cristo. È tutto molto complesso, ma questo cos'è che vuol dire? Che non ci sono due persone. Non giravano sulla terra due Gesù, un unico Gesù, con due nature. Nelle slide dopo ho riportato come noi possiamo capire Gesù. Due nature e due volontà, una umana e una divina. Se vedete, nel Getsemani Gesù dice: allontana da me questo calice, ma non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Gesù per tutta la sua vita e ancora oggi allinea perfettamente la natura umana e la natura divina che ha dentro di sé. E quindi perché sono partito da tutto questo ragionamento? Perché sono partito dalle basi della cristianità? Perché noi vediamo che la Trinità è un'unione d'amore. Padre, Figlio e Spirito Santo perfettamente uniti tra di loro. E il Figlio, Gesù Cristo, ha dentro di sé due nature perfettamente unite. Quindi noi capiamo che quando andiamo al centro del nostro Dio, del suo carattere, della sua mente, del suo modo di pensare, l'unità è centrale. E perché questo ci riguarda? Perché Dio ci ha creati. Dio ci ha salvati dal peccato. La Trinità, tutto quello che noi quando leggiamo che Dio ha fatto, Gesù ha fatto, il Padre ha fatto, lo Spirito Santo ha fatto, è la Trinità unita che lo fa. Dio Padre ha dato origine al piano di salvezza per noi, ha inviato Dio Figlio, Cristo, ad incarnarsi, a morire per i nostri peccati e ora, poi a risorgere e ora a intercedere per noi. E questa salvezza viene applicata a noi attraverso Dio Spirito Santo, che ci rigenera, che ci santifica, venendo ad abitare in noi. Queste sono tutte cose che conosciamo, sono tutte cose che la parola ci dice. È lo stesso Dio che fa tutte queste cose nella nostra vita. Ma quello che è molto importante che noi campiamo con questa idea di unità in Cristo è che non è uno scambio. Alle volte noi possiamo pensare che io ho preso la mia fede, l'ho data a Gesù
e lui in cambio della mia fede mi ha dato la sua grazia, mi ha dato la salvezza. Giusto? Alle volte noi abbiamo quest'idea di una trattativa, di uno scambio, ma questa dottrina ci permette di mettere le cose al posto giusto, di capire appieno il mistero di quello che Cristo ha fatto. Leggiamo dalla slide numero 7, qua passiamo alla lettera ai Romani, capitolo 6, e Paolo è molto rilevante questo brano perché qui io vi inviterò poi a notare anche quando tornerete a casa, io vi invito ad aprire la vostra Bibbia, a soffermarvi nel Nuovo Testamento quante volte viene scritto in Cristo. Cercate ogni volta che c'è scritto in Cristo nella vostra Bibbia. Con Cristo, per mezzo di Cristo, nel Signore. Tutte queste espressioni ne troverete centinaia, è impossibile elencarle tutte in poco tempo, serve molto tempo. Leggiamo qua in Romani. Siamo dunque stati sepolti con Lui mediante il battesimo della sua morte, in Lui naturalmente è Cristo, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti, mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita, perché se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, lo saremo, inteso totalmente uniti, anche in una resurrezione simile alla sua, poiché il suo morire fu morire al peccato una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Continuerà a ritornare in Cristo, totalmente uniti a Lui. Alla slide dopo leggiamo uno dei passaggi più belli, secondo me, delle Scritture, la preghiera sacerdotale che Gesù fa in Giovanni 17. Questa è una preghiera che è uscita dalle labbra del nostro Signore Gesù Cristo. E penso che quando Lui pregava davvero, davvero molto bene. E partiamo al versetto 1. Gesù disse queste cose. Stava parlando a loro, aveva fatto la cena, stava parlando di quello che sarebbe accaduto. Poi, alzati gli occhi al cielo, pregando, disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica tuo figlio, affinché il figlio glorifichi te, giacché gli hai dato autorità su ogni carne. Il figlio ha autorità su ogni carne, perché egli, il figlio, dia la vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Tutte le cose mie sono tue, scrive al versetto 10, e le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Versetto 20. Non prego soltanto per questi, gli apostoli, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della parola. Sapete di chi sta parlando qua? Sta parlando di noi, sta parlando di cristiani, di tutte le epoche. In questo versetto Gesù sta pregando per te e per me, sta pregando per la sua Chiesa, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, degli apostoli, che siano tutti uno. E qui inizia il bello del discorso. E come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Che siano tutti uno, e come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi. E poi, affinché siano uno come noi siamo uno. Questo concetto continua a tornare nel Nuovo Testamento. La vita cristiana ha come base un'unione sovrannaturale con Cristo, un'unione molto molto intima che ci permette di beneficiare del suo sacrificio e che ci permette di seguirlo e diventare sempre più simili a Lui. Paolo disse ai Galati: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Questo concetto torna. Io vivo in Cristo e Cristo vive in me. È un'unione così grande, così profonda, che il matrimonio... Quante persone sono sposate qua? Alzino le mani chi è sposato.
È un'unione bella o brutta il matrimonio? Io ancora non lo so, mi devo fidare di voi. È piacevole essere sposati? È una bella sfida, però è molto molto bello. E pensate che questo è un'immagine umana, un'immagine limitata del rapporto che Cristo ha con la sua Chiesa. Leggiamo in Efesini capitolo 5, la slide numero 9. Paolo scrive, sta parlando a mariti e alle mogli, sta dicendo a mariti e mogli come si devono comportare. Penso che tutti gli sposati sappiano a memoria quei versetti, perché le mogli dicono ai mariti i loro doveri, i mariti dicono alle mogli i loro doveri, così c'è equilibrio, no? Ma qua dice Paolo, versetto 28, allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli come la propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso. Infatti nessuno odia la propria persona, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una carne sola. Questo mistero è grande, dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa. Questo mistero che Paolo ci sta rivelando, che Dio ci sta rivelando per tramite di Paolo, è grande. La Chiesa è unita a Cristo come una sposa è unita al suo sposo. Prima Corinzi, capitolo 6, versetti da 15 a 17. Paolo scrive ai Corinzi, non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo per farne membra di una prostituta? No, di certo. Non sapete che chi si unisce alla prostituta è un corpo solo con lei? Poiché Dio dice, i due diventeranno una sola carne. Ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Sta parlando di un'unione forte o di un'unione debole, Paolo qua? Non è solo un'unione intellettuale, ah sì, io sono abbastanza d'accordo con Gesù. Paolo sta dicendo la Chiesa è unita a Cristo come la sposa è unita con lo sposo. Seconda Corinzi 11,2, infatti sono geloso di voi della gelosia di Dio. Qua stava riprendendo i Corinzi perché stavano ascoltando un falso Vangelo. Ma cosa dice Paolo? Perché vi ho fidanzati ad un unico sposo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Gli apostoli davano ripetutamente questa indicazione. Noi dobbiamo fermarci in Cristo, stare in Cristo, uniti con Lui, senza perderci. Nella slide numero 10 vediamo quello che l'apostolo Giovanni scrive, e Giovanni ha avuto a che fare viso a viso con Cristo, quindi sapeva molto bene di che cosa stava parlando. Prima lettera a Giovanni, capitolo 2, versetto 24. Quanto a voi, ciò che avete udito fin dal principio rimanga in voi. Se quel che avete udito in voi fin dal principio rimane in voi, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. Rimani in Cristo, rimani nella Trinità. Prima Giovanni, capitolo 5, 3 capitoli dopo, versetto 20. Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere che Lui è il vero. Chi è il Figlio di Dio? È il vero. Prima abbiamo cantato l'agnello, è il re, è il Signore dei signori, è il re dei re. Come dicevo all'inizio, noi abbiamo un'opinione troppo bassa di Gesù. Dobbiamo avere un'opinione immensamente più alta e anche allora non sarebbe sufficiente, perché Gesù è molto più grande e magnifico di quello che le nostre menti possono capire. E noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli, Cristo, è il vero Dio e la vita eterna. Gesù Cristo è il vero Dio e la vita eterna. La nostra vita cristiana, tutto ciò che noi siamo, tutto ciò di bello che abbiamo da cristiani, ogni cosa, dalla giustificazione, quando Gesù è andato sulla croce, ha pagato i nostri peccati, fino al nostro cammino di santificazione, in cui diventiamo sempre più vicini alla statura di Cristo, come dice Paolo, tutto questo noi ce l'abbiamo in virtù dell'unità che abbiamo con Cristo e dal dono dello Spirito Santo che abbiamo in noi. La vita spirituale, quando Paolo parla della corsa, è una corsa per essere come Cristo, perché la corona, la grande coppa della vita cristiana, non la vinco io, l'ha vinta Gesù. E quando io mi unisco a Gesù, quando io vengo unito a Gesù, questa coppa viene data a me. È questa la verità sovrannaturale
del Vangelo. Lo Spirito Santo mi unisce a Cristo quando io ho fede e questa unità mi dà la salvezza, mi dà la grazia, mi dà la rigenerazione, il vecchio me muore perché viene annegato, dice Paolo, nel battesimo di Gesù. Gesù si è battezzato, noi ci battezziamo con lui in quel battesimo e il vecchio noi muore e camminiamo nella nostra vita nuova con Cristo, tutto quanto in Cristo. Ma quello che la parola dice chiaramente è che l'unità di Cristo è con la sua Chiesa. Noi dobbiamo essere uniti ai nostri fratelli. Non so se tu lo sai, ma non è una questione individuale il cristianesimo. Se tu leggi le lettere che Paolo scrive, che Giovanni scrive, è molto difficile che lui parli al singolare, che dice tu fai. Dice sempre voi, parla a Timoteo, parla a Tito dicendo assicurati che la gente faccia questo. Ma ogni volta che lui parla a una chiesa, parla a un gruppo di persone. Non esiste una chiesa in cui ci sono solo io, da solo su una seggiolina con la mia Bibbia. Dio mi dice vai, comunica con gli altri, stai con le altre persone. La Chiesa è la sposa di Cristo, non sono io, Emanuele, la sposa di Cristo, è la Chiesa la sposa di Cristo. E allora la domanda è, quale Chiesa? Noi possiamo dire, guardate, solo la Chiesa Battista Agape di Treviso sarà salvata. Chi pensa questo qua dentro? Solo chi è in questo edificio sarà salvo. No, è folle come pensiero. Non funziona così, perché noi sappiamo che la Chiesa sono tutte le persone che in tutta la storia hanno creduto in Gesù Cristo, hanno creduto in questo Dio. E la parola ci dice che noi siamo un solo corpo con tutti i cristiani. Poi litighiamo, discutiamo, abbiamo chiese diverse, fisicamente siamo in luoghi diversi, abbiamo teologie diverse, denominazioni diverse. Ci sono i cattolici, gli ortodossi, battisti, pentecostali, metodisti, luterani, ne hai tantissimi di denominazioni. Ma chi crede in Cristo è parte della Chiesa e sono nostri fratelli, parte dello stesso corpo. Magari avete incontrato fratelli che avevano la teologia più strampalata di sempre. Tutti noi facciamo degli errori, ma finché crediamo nello stesso Dio, il Dio Trinitario, Padre, Figlio e Spirito Santo, e crediamo in quello che il Figlio ha fatto sulla croce per noi, crediamo nello stesso Dio, siamo della stessa parte, siamo tutti il popolo di Dio, siamo tutti la Chiesa. Io vengo unito a Cristo dallo Spirito Santo quando credo e vengo unito a tutti gli altri credenti. Entro a far parte, vengo unito dallo Spirito Santo nella sposa di Cristo, che è la Chiesa. E quindi quando vi parlano di noi siamo l'unica vera Chiesa, una volta la Chiesa Cattolica diceva questo, anche le Chiese ortodosse dicevano solo da noi c'è la salvezza. Ma noi sappiamo, vediamo da questo, che sì, solo nella Chiesa c'è la salvezza, perché la Chiesa è il corpo di Cristo. E se io vi dico solo in Cristo c'è la salvezza, suona molto meglio, giusto? Suona vero, suona ragionevole. Solo in Gesù Cristo c'è la salvezza. E questa è la strada. Non una Chiesa specifica, ma Gesù Cristo e la sua unica Chiesa, il suo corpo, perché Dio opera al di là delle nostre divisioni umane. Noi dobbiamo credere in questo vero Dio. Ognuno di noi ha degli errori, ma finché noi crediamo in Gesù e in quello che ha fatto, noi siamo nel suo corpo. E una volta che noi abbiamo compreso che noi siamo un Cristo, siamo uniti a Cristo, e avete letto in che modo importante siamo uniti come una sposa con lo sposo, tutti i credenti sono uniti in questo modo, noi capiamo perché la Bibbia, avete notato quanto spesso gli apostoli parlano dell'unità dei cristiani? Quanto spesso Paolo ci parla di come gestire le crisi, i momenti difficili, di come gestire l'unità di una Chiesa, perché noi siamo un solo corpo, una sola Chiesa, tutto il corpo di Cristo. Tornando al testo iniziale, di nuovo in Filippesi, capitolo 2, i primi 2 versetti, Paolo scrive: se dunque vi è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia avendo che cosa? Un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo
e di un unico sentimento. Che cosa vuol dire questo? Che adesso dobbiamo essere tutti felici e chi non è felice verrà preso per l'orecchio da Pastor Caio che lo metterà alla porta e lo manderà via. Vuol dire che dobbiamo essere tutti quanti d'accordo. Pastor Caio ha un'idea, noi dobbiamo essere tutti allineati con Pastor Caio, altrimenti fuori. Giusto? È così che funziona la Chiesa? Non funziona così. Allora perché parla di un medesimo pensare, un medesimo amore, un animo solo e un unico sentimento? Perché tutto questo viene dall'essere uniti a Cristo. Questa è l'essenza della nostra unità. La vita cristiana è unirsi a Cristo, imparare a vedere la vita e a agire come agisce Lui. Quando andavamo al campeggio e si era adolescenti c'era il braccialetto con scritto WWJD, giusto? What would Jesus do? Che cosa farebbe Gesù? Ed è così che spieghiamo a un bambino la santità. Che cosa farebbe Gesù? È così anche per noi. L'essenza della nostra unità, l'essenza della nostra vita cristiana è Cristo. Slide numero 12, Galati 3:28. Questo versetto è famosissimo. Non c'è qui né giudeo, né greco, né italiano, né brasiliano, né colombiano, né romeno. Potete mettere tutta la lista che volete. Non c'è schiavo, non c'è libero, non c'è ricco, non c'è povero, non c'è maschio, non c'è femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Voi tutti siete uno in Cristo Gesù. È molto seria la Bibbia va presa sul serio, si prende molto sul serio ed è vero quello che sta dicendo. Prima Corinzi 12:12, poiché come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo. Così è anche di Cristo. La Chiesa è il corpo di Cristo. Dopodiché in Efesini capitolo 1 è stato visto lungamente questa lettera dei pastori, voglio leggere solo alcuni versetti. Nel versetto 9 ci dice che il Signore ci fa conoscere il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé. E che cos'è questo disegno benevolo? Consiste nel raccogliere sotto un solo capo in Cristo tutte le cose, tanto quelle che sono in cielo quanto quelle che sono sulla terra. E ora io vi invito a pensare a tutti quei fratelli, tutte quelle persone con cui avete avuto un litigio, quelle persone che non vi piacciono. Vi invito a tornare a momenti anche dolorosi della nostra storia, della Chiesa Agape, le separazioni che abbiamo avuto, ma anche della tutta la Chiesa, la storia della Chiesa. Se voi guardate la riforma, lo scisma tra Occidente e Oriente, la storia della Chiesa è piena di spaccature e divisione. Ma quello che noi vediamo è che siamo tutti un popolo di Cristo. Noi siamo fallibili, siamo umani, ci saranno sempre spaccature, ci saranno sempre disaccordi, non saremo mai completamente d'accordo. Ma noi siamo spiritualmente uniti a Cristo. Magari l'altra persona non ci piace, magari ha idee diverse, magari vuole gestire la Chiesa in un modo completamente diverso, ma se quella persona crede in Cristo e io credo in Cristo, siamo parte dello stesso corpo, siamo fratelli e noi siamo chiamati a servirci gli uni gli altri, servire i nostri fratelli, servire la nostra Chiesa, tutta la Chiesa, tutto il corpo di Cristo. E quindi voglio arrivare all'ultimo punto di questa predica, perché la domanda è: servire come? Com'è che siamo chiamati a servire? Tornando di nuovo a Filippesi capitolo 2, il nostro brano iniziale, questa volta vedendo i versetti dal 3 all'8, in cui Paolo ci scrive: non fate nulla per spirito di parto o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, di nuovo unità con Cristo, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di... Che forma ha preso Cristo? Forma di servo. Ha preso forma di re, ha preso forma di imperatore. Lui poteva piazzarsi al palazzo romano, poteva nascere come figlio dell'imperatore, poteva stare lì, essere l'uomo più potente della terra, invece è nato a Nazareth, da un paio di persone povere in una provincia
povera e dimenticata dell'impero romano. Dove siamo? Trovato esteriormente come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Quindi noi vediamo com'è il carattere di Cristo, il sentimento che lui ha avuto. Lui si è svuotato, ha preso forma di servo, è diventato simile a noi, perché lui voleva unirci a lui. E ha preso una forma, ha assunto una natura umana in modo che lui potesse unirci a sé. Ha preso la forma di servo, il re dei re e signore dei signori. Abbiamo cantato a lui la gloria, giusto? Noi questa mattina abbiamo dato tutta la gloria a Gesù Cristo, alla Trinità, giusto? E lui è colui che sostiene il creato, che tiene unito l'universo. E lui ha preso forma umana per salvarci e per servire le persone. E lui lo stesso lo dice nei Vangeli. Vediamo nella prossima slide, Giovanni capitolo 13, lui sarebbe stato arrestato quella notte e il giorno dopo sarebbe stato crocifisso. Lui sarebbe morto il giorno dopo. E cos'è che ha scelto di fare nell'ultima notte di vita? Giovanni scrive: Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si alzò da tavola, depose le sue vesti e preso un asciugatoio, se lo cinse. Poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli, ad asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. Sapete chi c'era seduto a quel tavolo? C'era seduto Giuda, quello che l'avrebbe venduto per 30 denari di lì a poco, l'avrebbe mandato a morire. C'era seduto Pietro, che qualche ora dopo avrebbe detto: io quest'uomo non l'ho mai conosciuto. C'erano seduti tutti gli apostoli che sarebbero scappati nella notte. C'era seduto Giovanni, quello che gli è rimasto più vicino, ma anche lui è stato distante, e Gesù ha lavato i piedi sporchi di ciascuno di loro. Pietro gli disse: non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose: se io non ti lavo, non hai parte alcuna con me. Se io non ti salvo, dice Gesù, se io non ti unisco a me, tu non hai parte con me, non sei nella Chiesa. Capite il senso del ministero di Cristo, l'umiltà che Cristo ha avuto? Luca 22, Gesù dice: perché chi è più grande? Colui che è a tavola oppure colui che serve? Non è forse colui che è a tavola, ma io sono in mezzo a voi come colui che serve. Marco 10,45, poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto di molti. Gesù fissa un esempio altissimo, ma lo sappiamo. Chi morirebbe per salvare una persona che odia? Nessuno di noi lo fa, una persona che lo odia. Gesù è morto per salvare persone che lo odiano. È incredibile, noi non riusciamo a capirlo. Noi seguiamo questo esempio altissimo di Cristo. Noi non lo possiamo fare con precisione perfetta, essere santi per le nostre opere, questo lo sappiamo molto bene. Noi non possiamo arrivare con le nostre capacità al livello di Gesù. Se noi proviamo questo, noi falliamo. Questa è la logica della legge, che se non fai tutto perfetto, vai all'inferno. Questo è quello che veniva detto sostanzialmente nell'Antico Testamento. Ma Gesù è venuto a completare la legge con la grazia. La legge nella Bibbia è tutto ciò che Dio ci dice di fare. Quanti comandamenti troviamo anche nel Vangeli, anche nelle lettere, tante indicazioni su come comportarci. Quella è legge. Ci dice come Dio ragiona, come Dio si comporta, cosa Dio vuole che noi facciamo. Ma quella legge è completata dalla grazia. Perché la Bibbia non dice solo tante cose che noi dobbiamo fare, dice anche tante cose che Dio fa a noi. Dio ti ama, Dio ti salva, ti redime, ti resuscita, ti guarisce, interviene, ti protegge. Quanti versetti conosci in cui Dio dice quello che Lui fa per te? Quella è la grazia. La grazia ci insegna che attraverso questa profonda unione con Cristo tutto quanto è ripagato. Noi siamo liberi dai nostri peccati e la strada verso il Padre è aperta. Noi possiamo fare opere buone perché Cristo ce le ha messe davanti, perché noi siamo uniti a Cristo e per mezzo di Lui facciamo buone opere.
Lui ci rende capaci di amare e di fare opere meravigliose. Slide numero 15, continuiamo a Giovanni capitolo 13. Quando dunque Gesù ebbe loro lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse: capite quello che vi ha fatto? Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. Al versetto 17 dice: se sapete queste cose, siete beati se le fate. Galati 5,13. Perché fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri. Per concludere questa predica, io ripeto l'invito che ho fatto all'inizio. Nei prossimi giorni, oggi pomeriggio se potete, sfogliate il Nuovo Testamento, oppure cercate sulla vostra applicazione della Bibbia, ogni volta che si dice le parole Cristo, Signore, Dio, ogni volta che leggete in Cristo, con Cristo, per Cristo, tutte queste espressioni, cercatele e vedete che cosa dice il Signore al riguardo. Cristo è il centro della nostra fede. Cristo è il nostro Dio. Noi siamo in Cristo. Noi siamo con Cristo. Noi apparteniamo a Cristo e Cristo vive in noi. Lo Spirito Santo è in noi. E quello che ti voglio rassicurare è che per quello che Cristo ha fatto, tu non devi sforzarti per meritare il suo amore, perché non lo potrai mai meritare. Gesù te l'ha regalato, te l'ha donato sulla croce. Se tu credi in Lui, sei unito a Lui, appartieni a Lui, sei suo. E il cammino di santificazione che hai di fronte a te è una strada in cui sei chiamato a essere sempre più simile a Cristo, sempre più unito a Lui, sempre più trasformato nel suo amore. Quello che Cristo ti chiede oggi è di lasciare da parte il tuo orgoglio, lasciare da parte il tuo controllo. Quante testimonianze hai sentito di persone che hanno lasciato andare il controllo e Dio ha agito in modo meraviglioso e grande nella loro vita? Se non le hai sentite, stai qua a chiacchierare un po', ne sentirai 4 o 5. Ho sentito testimonianze molto forti in questa chiesa. Cristo ti chiama ad accettare la profondissima unità che tu e Lui avete, che la Chiesa e Lui hanno. Adesso ti chiedo, guarda i tuoi fratelli, guarda le persone attorno a te, più lontana è meglio è, fate uno sforzo al collo, guardate lontano, guardate la vostra Chiesa. Tu sei membro dello stesso corpo di cui loro fanno parte. E non è una metafora, non è un'immagine, non è un modo carino per dire che siamo vicini, siamo amici, ci vogliamo bene, è in senso spirituale, è in senso vero, siamo parte dello stesso corpo. Quando un membro soffre, le altre membra soffrono. Le divisioni ci fanno un male incredibile perché noi siamo parte dello stesso corpo. E voi potete immaginare che cosa succede a un corpo se un rene dice basta, io adesso me ne vado, faccio il mio corpo per conto mio e non me ne frega niente. Tutto il corpo soffre, anche quelle rene. Siamo uniti, alziamo lo sguardo gli uno verso gli altri. Ci sono persone con cui non parliamo, con cui non abbiamo mai preso un caffè. Quante opportunità di servire ci sono qui. E Cristo vuole fare esattamente questo. Cristo vuole agire nella tua vita e vuole che tu agisca nella vita delle altre persone. Sei chiamato a servire i fratelli e le sorelle attorno a te, ma non per meritare nulla, ma perché è il corpo di Cristo. Cristo le serve attraverso le tue mani. Tutto ciò che noi facciamo viene da Cristo. E quindi il mio invito per chiudere questa predica è: fissa gli occhi su Cristo quando le cose vanno bene, quando le cose vanno male, quando sei felice, quando sei triste, la mattina, la sera. Guarda Cristo, quello che ha fatto sulla croce, la sua resurrezione, quello che fa oggi. Abbraccia il profondo mistero dell'unità che tu hai con Lui. Io non posso capire la Trinità, io non posso capire Cristo e le sue nature, non posso capire il legame che ho con Cristo, ma io so che c'è.
Io so che c'è un profondissimo legame d'amore tra Cristo e me e io non posso romperlo perché sono di Cristo, appartengo a Lui. Leggi la parola sapendo che tu sei in Cristo, che tutto quello che tu guadagni nella parola è perché lo guadagni a Cristo e lo dà a te. Servi i tuoi fratelli sapendo che stai servendo il corpo di Cristo, ti stai prendendo cura del corpo di cui stesso fa parte. Cristo ha pagato ogni cosa. Tutto questo, la Chiesa, è opera di Dio. Questa unità è opera di Dio. Possiamo capire questa opera? No. La possiamo riprodurre? Potremmo farla noi? No. È un'opera di un infinito amore. E noi dobbiamo dare a Cristo tutta la gloria per questo. Amen. Preghiamo insieme. Signore, io ti voglio ringraziare e lodare per questi misteri meravigliosi di cui ci rendi partecipi, Signore. Signore, né io e i miei fratelli siamo in grado di capire il profondo mistero del tuo amore, Signore, ma la tua parola è chiara. La tua Chiesa è unita a te. Signore, noi siamo la tua sposa e noi ti preghiamo, Signore, rendi la tua sposa sempre più pura, sempre più unita. Santa Trinità, ti prego che tu ci possa rendere uniti in un amore infinito come quello che hai tu. Ti prego, Signore, che tu possa guarire ogni divisione presente nella nostra Chiesa locale. Ti prego, Signore, che se ci sono state situazioni di incomprensione, di litigio, che tu possa soffiare su di noi uno spirito di riconciliazione e di guarigione. Signore, ti prego di richiamare chi si è allontanato. Ti prego di portare alla luce le ferite che ci sono in questa Chiesa e che tu possa guarirle, Signore. Ti prego che tu possa spezzare le catene di chi è bloccato dal nemico. Ti prego che tu ci possa liberare dalle bugie perché noi siamo in Cristo, Signore. Ti prego che questa verità possa venire nei nostri cuori e non abbandonarli mai. Cristo Gesù, noi siamo il tuo corpo e noi ti lodiamo perché ci hai reso parte di questo meraviglioso mistero d'amore. Grazie, Signore, continua a guidarci, continua a proteggerci e ti prego che questa Chiesa possa essere sempre più unita e sempre più unita a te. Nel nome di Gesù. Amen. Adesso alziamoci per lodare. Abbiamo appena parlato di un Dio incomprensibile, ma anche se non lo capiamo, merita la nostra lode. Amen. Amen. Possiamo alzarci in piedi, ci sarà un momento di decime offerte che noi possiamo continuare a lodare il nome del nostro Signore e continuare ad innalzarlo. Cristo sei il mio rifugio, in te mi fido
Padre, ti ringraziamo per la tua parola, ti ringraziamo per le 10 offerte che sono state date, Padre, ti ringraziamo e vogliamo portare questa tua parola, Padre, nel resto dei nostri giorni, nel resto della nostra giornata, nel resto della nostra settimana che inizierà. Nel nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Amém? Ok, se volete prendere questo bellissimo studio di Emanuele potete parlare con lui, ok? È stato molto profondo, molto bello. Ok, cari, ci sono un po' di avvisi. Ok, dove sono? Convegno di coppia. Già avete fatto le vostre iscrizioni o no? Ok, per favore fate le vostre iscrizioni, il tempo sta passando, i numeri stanno crescendo, abbiamo circa 30 camere soltanto, sarà lì in Slovenia. Questa settimana ho già preso anche il biglietto per il pastore che verrà dalla Puglia, così, ok? Potete parlare con i responsabili e è molto importante, è bellissimo stare assieme lì, la struttura è stupenda e se qualcuno vuole rimanere un giorno di più o andare un giorno prima, potete parlare con me per cercare di mantenere lo stesso prezzo, non lo stesso prezzo del convegno, ma lo stesso prezzo della giornata lì nell'albergo, ok? Così possiamo vedere lì qual è la struttura. Loro hanno già dato questa promessa, ok? Battesimi sarà non 6 luglio, 7 di settembre, ok? Ok, Jefferson, Nicole, 7 di settembre faremo i nostri battesimi. Speriamo che non venga la pioggia, no? Come 6 luglio. E facciamo culto qua. Dopo andiamo lì a Piave, un picnic, passiamo tutta la chiesa lì assieme e dopo faremo il battesimo, ok? 6-7 settembre. HP Kids, bambini, responsabili, ok? Molto importante avere il ministero, ma anche essere responsabile del ministero. Che cosa c'è qua? Per gli annunci. Fuori ci sarà cibo per il campeggio dei bambini, ricavate per comprare zainetti, cappellini, tante cose per i bambini, ok? Va bene, stiamo preparando il campeggio, c'è qualcosa da mangiare lì. Chi è brasiliano conosce pão de queijo? Chi non è brasiliano è pane di formaggio, ok? Ci sono lì, un ricavato è per il campeggio dei bambini. Per favore potete servire, aiutare per questo campeggio, ok? Ok, gli altri avvisi. Ok, era questo proprio. Va bene. Preghiamo. Nostro Padre, grazie di vivere questo momento di adorazione a te. Abbiamo cantato, tu sei il nostro rifugio, la nostra sicurezza. Ma per sentirti come rifugio, Padre, c'è una tempesta. E tante volte noi ci lamentiamo di una tempesta. Ma è nella tempesta che noi capiamo che tu sei il nostro rifugio, la nostra sicurezza. E ora, Padre, usciremo di questo luogo dopo un'adorazione, dopo un momento di una conoscenza più profonda della tua parola. E questa unità come popolo, come chiesa, essere in Cristo. Grazie che tu ci insegni questo principio, Padre, della nostra morte per imparare a essere servo, a servire negli altri. E grazie, Padre, che quando cominciamo a servire impariamo il senso di unirsi. Benedici la tua chiesa, Padre, fortifica la tua chiesa e che in ogni momento la tua guarigione sia sul tuo popolo e che possiamo continuare a servire negli altri, a lavare i piedi, a essere pronti, oh Padre, a manifestare la tua gloria in questo principio di unità. Grazie, oh Padre, perché tu sei in mezzo a noi e lo Spirito Santo, oh Padre, ci conduca, che possa portarci, oh Padre, alle nostre case oggi e vivi delle esperienze vive con te. Nel nome di Gesù, le tue benedizioni sul tuo popolo. Amen, Signore. Amen. Buona domenica a tutti, che Dio ci benedica e che possiamo vivere sempre questa ricchezza di Cristo nella nostra vita.